viso era, sai che mi ha cambiato? No, Bene, eccoci qua anche oggi. Ho il piacere, davvero il piacere, di avere ospite in studio Luciano Babbo, componente della presidenza di Federcaccia Venezia. Dico piacere perché lo ricordo sempre, lui è stata la persona che mi ha fatto cambiare idea rispetto alla caccia. Caccia che non rientra né rientrerà mai nell'orizzonte etico personale, però mi ha spiegato con molta intelligenza che noi viviamo in un ambiente gestito. E quindi, mutuando un suo motto, insomma, la caccia deve prelevare l'interesse lasciando intatto il capitale. perfetto. In adesione a questo motto, devo dire, ha pubblicato questo libro. Biodiversità e caccia, manifesto per l'autonomia dell'ecosistema territoriale veneziano. Devo riconoscere a Luciano Babbo di essere, insomma, la quintessenza, l'esempio quando si dice che il cacciatore è persona che ama la natura. Spesso magari può sembrare un pochino strana questa affermazione, ma è la prima persona che ha interesse a mantenere la biodiversità, a mantenere l'habitat naturale, tant'è che essendo lui rappresentante comunque dei cacciatori, molte volte si trova in contrasto con, ad esempio, provvedimenti della regione più liberisti rispetto a quello che loro stessi chiedono. Penso, insomma, in qualche maniera, e spero di aver presentato nella maniera giusta. Arriviamo adesso a questo libro. Come lo colleghiamo con anni di battaglia, appunto, per una caccia responsabile e con l'attuale situazione venatoria del Veneto? Ma lo collochiamo in 50 anni di cammino che noi abbiamo fatto per una caccia sostenibile. Dico noi perché un bel gruppo di lavoro e soprattutto la Federcaccia Veneziana, di cui io appartengo, da 22 anni combattiamo. Perché? Perché siamo passati attraverso diverse gestioni, dalle controllate, sono titoli così, cioè sempre con la gestione in primis della persona, dell'uomo, dei comitati di gestione. E naturalmente nei successivi anni siamo arrivati alla caccia programmata, l'attuale, prevista dalla legge nazionale 157, voluta dalla legge regionale 50 e quindi con un certo protagonismo anche degli ambiti territoriali di caccia su cui è stata suddivisa la provincia, ma difendendo le specificità che ha questo, perché ricordiamo l'ambiente su cui viviamo è un ambiente delicato, fatto di barene, di lagune, di fiumi. Andiamo a caccia dove gli altri si producono il reddito per vivere con la nostra passione, ma tutto l'interesse è nel tenere assieme una comunità. Le comunità si tengono assieme così, con le loro passioni, le loro storie, il loro modo di vivere, e non possono essere violentate da legislatori che non sanno probabilmente di cosa stanno parlando, ma l'orizzonte è sempre quello sul fronte politico elettoralistico di certo, a scapito di un territorio. Certe colpe le abbiamo noi e le metto per iscritto nel libro, ma biodiversità e caccia sono inscindibili, non possono non stare assieme, perché se non c'è la predazione, chiamiamola così, che regolamenta, perché l'uomo ha contribuito a disfarlo, no, questo ambiente, ma l'uomo ha anche il dovere di controllare e non possono essere poi gestirlo, perché questo patrimonio immenso, faunistico della provincia di Venezia e non solo. Uno si domanda, ma c'è qualcuno che ci lavora? Chi lo mantiene? 444.000 uccelli svernanti nella laguna di Venezia. 20 anni fa non c'erano mica. Stavo per dirlo, da quando oggettivamente è cambiato qualcosa nel mondo della caccia o nei confronti del mondo della caccia, ad esempio, si vedono più uccelli di una volta. Ma non c'è dubbio che ci sono più uccelli di una volta, ma perché? Perché l'ambiente, no, è stato mantenuto per le diverse. Io ho messo in copertina questo che si vede non molto bene, questo è un ibis sacro. Ma 5 anni fa, 10 anni fa, parlare dell'ibis, uno chissà l'avrà visto in qualche filmato di fantascienza, ma oggi è nelle nostre lagune. Questo è il lago delle Lame a Concordia, è nelle nostre lagune. I fistioni turchi, ma tutta una specie, ritornano perché l'ambiente lo deve mantenere affinché questo si possa poi usufruirne. So che la domanda è semplice, ma
Non è che poi il cacciatore però gli spara. Certo che sì, a certe regole, a certe condizioni, ma sono, per esempio nella laguna, di tutte le 70-80 specie che se ne cacciano solo 20, quelle che comunque sono in più, quindi ecco perché il prelievo programmato, ecco perché prelevare gli interessi, ma la legge stessa lo regolamenta. Lo regolamenta dice queste specie non si devono cacciare e non si cacciano. Ci sono 17.000 oche che svernano a Caorle, 17.000 oche, e non si spara perché non si può sparare. Perché ricordo la sua battaglia contro i cacciatori che sparano a tutto ciò che si muove. L'ho messo per iscritto, cacciatori, cioè la caccia ha delle regole, dall'arte della caccia ha delle regole, non tutti lo possono fare, non tutti possono andare. Io distingo anche tra cacciatori e cacciatori, certo che sì, tra i cacciatori di campagna che sono nati là, che hanno una storia, una cultura, una tradizione, un rispetto per l'altro suo confinante, e qualcosa di trambusto succede se uno arriva da 100 km. Ecco perché noi siamo contro la mobilità indiscriminata e la Corte Costituzionale lo scorso anno ha dato ragione che la legge regionale del Veneto era sbagliata ed è sbagliata. Ecco perché questo è quello che si deve fare. Quindi mantenere una comunità significa anche mantenere le passioni, darsi delle regole. Io ne cito sul libro, no? Non c'è bisogno di chissà che. I cacciatori di un territorio a gestione sociale erano 2 comuni, 3 anzi, con Cinto, Fossalta, Telio e Cinto, quelli di Fossalta fino al Fossato e gli altri stavano di là ed erano l'unico territorio, ma tra di loro si rispettavano. E questo è, quando si parla di questo, si parla di storia della nostra Venezia. No? È indubbio che la caccia è strettamente connaturata alla tradizione e alla storia del territorio. Nel libro sono riportati anche alcuni aneddoti che, che fanno cultura. Fanno cultura, sì, perché quando diciamo il rispetto dell'altro, io ne cito 2. Durante quegli anni lì, perché adesso gli ultimi 3 anni sono cambiate purtroppo con le regole regionali, i cani maschi di un cacciatore non potevano andare nella vigna durante la vendemmia, se no non dovevano, perché non era tanto il fatto se faceva o meno, non si poneva questo problema l'agricoltore, Bepi Barbiero nello specifico, no? E che era un cacciatore, ma perché il cane poteva pisciare nella cassetta dell'uva che lui stava raccogliendo l'uva. Quindi era un'offesa, oltre a un fatto igienico, era un'offesa al suo lavoro. Quindi questo, oppure Annone Veneto e Pramaggiore che si sono divisi perché un gruppo voleva cacciare prima di messa prima, cioè alle 7 del mattino, e non come adesso dall'alba al tramonto, e fino a mezzogiorno, e l'altro, Pramaggiore, Annone questo prima delle 7, Pramaggiore diceva no, prima andiamo a messa e poi andiamo alla nostra passione, cioè una cultura atavica, contadina, religiosa, no? Non si andava a caccia il giorno di Ognissanti o della Madonna del Carmine. E non è scritto da nessuna parte, no? Non sono leggi. È tradizione. È tradizione che non si va a caccia. Anche chi non va in chiesa dice no. Cioè queste sono le comunità che sopravvivono e mantengono questo ambiente, questo territorio. Io nel libro poi parliamo anche molto di laguna, parliamo anche di ricette. No? Ma sarà mica mai possibile che tutto quello che ci offre gli spot televisivi li omologhiamo come tali, non ne discutiamo. Ma se parliamo di selvaggina allora sì che è la fine del mondo, no? E non ci poniamo nemmeno il problema. Voglio fare questo passaggio. L'hamburger ce l'hanno inculcato tutti, il 30% dei bimbi americani sono, ma se parli di Pointa e Osei, ma alla finita sei fuori, cioè sei fuori come la canzone di Sanremo, sei fuori, ma è cultura, no? È biodiversità, un pezzo di biodiversità l'abbiamo persa perché avranno anche colpa i cacciatori, su questo io non ho dubbi, ma stampa, organi di informazione, scuole di ogni ordine e grado. Io partecipo spesso
così, a delle giste mi diverte anche andare, ma vedi la differenza tra i bimbi, da che parte arrivano li conosci subito, perché sanno dire loro alle maestre, guarda il Masorin, guarda lì cosa c'è, a Sarsegna, no? Guarda questo, lo sanno che cos'è perché vivono, ed altri che arrivano da altre parti, quindi questa omologazione, via la caccia, basta, e credo poi che sia anche un business proporre via la caccia, perché l'obiettivo che è scritto nel libro, ma che io ho in testa, che da anni qualche signore politico sta perseguendo assieme a delle associazioni venatorie, no, che non sanno quello che stanno per fare, l'abolizione dell'842 del Codice Civile, di entrare nei campi e fare delle riserve, no? Quindi ricacciare dentro le riserve per chi può. E ovviamente, oltre che essere un fatto di una comunità, allora la caccia diventa, se io posso, faccio, se non posso non devo fare. No, la caccia fa parte integrante della storia, della cultura, di un popolo, ed è ovviamente... Però è vero che il rapporto con i contadini andrebbe regolato in qualche maniera. Ma non c'è dubbio, i contadini sono d'accordo con noi, i contadini sono perché si cacci 3 giorni alla settimana e smetterla alle 2, e sono d'accordo con noi. Il rispetto va dato perché, lo dicevo, non voglio ripetermi, loro ci vivono, noi esercitiamo una passione, e questo è il fatto importante, quindi non si può passare sopra la testa di chi paga, in questo caso i soci che pagano, e delle associazioni agricole che hanno il loro frutto, tant'è che con questi scriteriati atteggiamenti amministrativi e qualche legge, una volta quando passavi dalla casa di un contadino, già da lontano sapeva, aveva visto il cane, sapeva chi eri, venivi lì, ti chiamava, adesso sono un po' stizziti, io lo scrivo, hanno ragione, anche per colpa dei cacciatori e di chi legifera, quindi questo libro non è un libro di Ars Venanti, per capirci, mi pare che tu l'abbia già detto, è un libro che racconta la storia, ho fatto un minimo di ricerca, in Veneto... Io mi devo fermare qua però, bravo, perché mi pare di capire che le cose da dire sono molte, lui comunque è Luciano Babbo, che è componente della presidenza di Federcaccia Venezia. Le cose che ha detto sono, a mio parere, estremamente interessanti e stimolanti, e questo libro ne è la prova. Biodiversità e caccia, manifesto per l'autonomia dell'ecosistema territoriale veneziano, Mazzanti e la casa editrice. Grazie, buon lavoro, alla prossima.